come associazione, democraticamente abbiamo scelto i candidati, eccetera, e siamo partiti con un programma che però è qua perché possiamo migliorarlo e perché raccogliamo anche suggerimenti. Sul nostro sito abbiamo messo una cosa... I partiti ormai no, stiamo cercando di tramutarci in lista civica. E come avete visto è il casone di ce lo costruiscano praticamente in casa, in una criminale, e sia criminale da un punto di vista dell'amministrazione, non il nostro. Perché è criminale? Perché prima cosa non hanno fatto nemmeno un inceneritore, hanno preso dei forni di arrostimento della perite vetusti e l'hanno trasformati in inceneritore, anzi in centrale elettrica. Di come funziona il voto disgiunto, perché hanno fatto grandissima confusione e probabilmente è stata anche guidata. Quindi le persone sono state convinte che potevano votare, sì, ma vota quel consigliere, però vota il nostro simbolo, aiuta qui, aiuta anche noi, e noi abbiamo perso un sacco di voti. Inoltre documentatevi, studiate molto bene il regolamento dei seggi, perché lì c'è veramente un gran magna magna, nel senso che i presidenti dei seggi e i segretari dei seggi sono sempre gli stessi personaggi che riescono a gestire la situazione in maniera esemplare al di fuori delle regole. Quando noi siamo entrati, e siamo entrati a muso duro perché già in città ci conoscevano bene, abbiamo preteso che si applicasse il regolamento e sono andati nel panico perché hanno cercato di lusingarci per tirarci dentro il loro iter e poter dare la colpa anche a noi. Quando abbiamo preteso che le cose fossero fatte secondo le regole, abbiamo dovuto far intervenire i carabinieri per poter funzionare in base alla legge. Studiatevelo, perché solo dimostrando che conoscete bene le regole e da quelle non vi volete distaccare vi porteranno un po' più di rispetto. In bocca al lupo a tutti. Diciamo il vocabolo giusto. Che spinga e che allo stesso tempo controlli i personaggi, che peraltro abbiamo tutti una grandissima fiducia delle persone che sono venute più avanti, ma diciamo la degenerazione oligarchica dei partiti è qualcosa che esiste. Ecco, questo qui è secondo me lo schema. Poi, attenzione anche questo, siamo alla fine di una struttura democratica che ormai non funziona, che è quella dei rappresentanti. La monarchia della rappresentanza non funziona, ma non funziona mica soltanto in Italia, in tutto il mondo non funziona. Ora non saranno i rappresentanti, non sono mai stati i re, anche se di brave persone delle volte, a proporre le repubbliche. Per cui non saranno nemmeno i nostri rappresentanti a proporre, a fare critiche del sistema della rappresentanza. Onestamente, facciamo attenzione, per cui ci vuole sotto anche ai nostri rappresentanti il movimento fiato sul corpo. Ho finito. Diciamo, le due entità hanno bisogno di aiutarsi, la lista da un lato e il movimento dall'altro, mentre invece purtroppo, origliando in rete, perché io sono perduto nella neve svizzera, scopro che tra le liste e la parte movimento delle volte ci sono degli orrendi dissapori, perché falliscono tutte e due, perché da un lato il movimento non ha un potere, però ha una credibilità, e dall'altro invece le liste possono accedere a un potere, però intanto la gente dice sì, ma quello lì vuole farsi eleggere, e dall'altro però hanno, insomma, è un dissidio che bisogna intanto capire e poi gestire. Vai avanti, per favore. Perfetto, occorre gestire regole democratiche di vita interna, partiti, liste civili nei loro rapporti con la società civile. Qui qualcuno ha già detto primarie, e più ne ha più ne abbiamo da inventare di questi strumenti. Democrazia diretta, referendum deliberativi senza quorum, referendum obbligatori, tutte cose che vanno spiegate nei dettagli. Informazione libera e indipendente, questo non c'è neanche in Svizzera.
Per cui la democrazia diretta è parzialmente, non del tutto, ma molto, diciamo, attenuata quando non esiste la informazione libera e indipendente. Limitazione temporale per tutte le case, perché uno non è che diventa assassino proprio, non è un traditore proprio il giorno dopo. Per fortuna c'è un margine di tempo, però comincia a puzzare dopo un po', magari poi resta intatto. Gandhi mica si è lasciato corrompere, però ecco, allora di queste cose ci domandavamo: ma possibile che siamo noi soltanto i furbetti che ci pensiamo? No, abbiamo raccolto 200 statuti, tutti metà, anche di associazioni, eccetera, eccetera. Li abbiamo studiati e ne abbiamo studiati solo 74, ragazzi, se ci volete dare una mano c'è spazio. Abbiamo scoperto che queste idee sono presenti, diffuse, informazione libera e indipendente, 76% degli statuti. Democrazia partecipativa e strumenti di democrazia diretta, 66% degli statuti che abbiamo raccolto citano esplicitamente queste cose. Abbiamo fatto anche un appello che era qui fuori, eccetera. Clic, per favore, clic. Arrivo alla fine. Se dici voglio diventare tuo rappresentante, eleggimi, qualcuno l'ha già detto qua, vede, lo so perché l'ho visto, la gente fa un passo indietro come se ti puzzasse il fiato. Se dici voglio fare il tuo bene, tac, la mano sul portamonete per difenderlo, perché l'Italia è un paese di antica di civiltà, per cui di trombate ne abbiamo già subite parecchie, per cui c'è questa naturale diffidenza, perché quelle cose che ho detto io adesso la gente non te le racconta così bene, ma le sa già. Pomeriggio abbiamo davvero fatto moltissimo, quindi lascio la parola per le battute conclusive a Beppe. Beh, un applauso a Filippo Pittarello, Marco Canestrari, Davide Casaleggio. Insomma, abbiamo fatto una bella cosa, mi sembra. Mi sembra che abbiamo buttato il messaggio con cui vorrei chiudere questo incontro è che noi siamo l'AIDS, siamo un AIDS di fare proseliti come un virus letale. Dobbiamo spargere queste cose che sono le cose del futuro a più gente possibile. Girate sempre con una web, filmate, se non vi fanno entrare nei comuni filmate, se mi è stato detto da un meetup, non mi ricordo più quale, sono rimbambito, mi hanno dato depriare, mi sono sbucati gente da dietro, prova questo, io ho un inceneritore sotto casa, bene, mi hanno detto che sono andati i vigili a dirgli di non andare a fare fiato sul collo. A Rivoli, ecco, a Rivoli, i vigili sono andati in casa di quelli di Rivoli, allora voi di Rivoli li dovete filmare in casa vostra, li mettete i vigili e noi li mettiamo sulla rete. Allora, quello che dico è che ho conosciuto molti di voi si sono conosciuti, abbiamo visto della gente secondo me straordinaria, sarà secondo me un inizio di qualche cosa, non so ancora che cosa. Mi stanno dicendo se dobbiamo essere nelle provinciali, se andare in Europa, non lo so, io mi piace pensare a piccole dosi, a piccoli passi, i nostri tempi sono più lunghi, non abbiate fretta, tanto noi siamo quelli che abbiamo capito il futuro prima degli altri, questo e state attenti a quelli che ribadiranno le vostre idee, sono i più pericolosi, quindi io vi saluto. Vi lascio con un rumeno che è venuto a trovarmi e mi ha detto una cosa stupenda, mi ha detto sai io sono rumeno e oggi ho salvato dallo stupro una ragazza e come hai fatto? L'ho convinta.